abbiamo alcuni obiettivi, diciamo, fondamentali. Intanto la possibilità di tornare a gestire la biblioteca pubblica. Non l'ho detto prima, essere troppo lungo, ma Maria Fioroni aveva anche costruito, oltre a un museo, una biblioteca pubblica che oggi è gestita dal comune di Legnago, ma che è di proprietà della Fondazione Fioroni e che vorremmo tornasse ad essere utilizzata dalla Fondazione Fioroni. E quindi stiamo lavorando proprio per riuscire a riportare a casa la biblioteca, così come vorremmo aprire 2 sezioni del museo che oggi purtroppo sono chiuse, quella che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, quindi l'allestimento museale, e la parte che riguarda l'epoca romana. Stiamo inseguendo i clienti, stiamo velocizzando molto tutti i processi di consegna perché in molti oggi hanno voglia di completare. Quindi siamo fortemente concentrati nel recuperare le attività del 2020, in considerazione anche che alla fine del periodo di lockdown abbiamo iniziato con una forte produzione di pannelli aggiungendo la nostra produzione tradizionale, pannelli per parafiato, per aiutare in questo senso l'eliminazione della diffusione del virus. Gli studenti non avrebbero mai pensato che la scuola potesse mancare, quindi ci siamo mossi molto rapidamente, anche in maniera mirata, innanzitutto per ricreare il legame empatico, il legame relazionale con gli studenti che chiaramente avevano una situazione ben più difficile della nostra. Noi siamo adulti, riusciamo ad adattarci, loro hanno un po' più di difficoltà. Quindi diciamo, le difficoltà sono state man mano mitigate. Il punto positivo è stato proprio quello di trovare un nuovo metodo per poter comunque riprendere le relazioni e fare in modo che le relazioni normali tra studenti e docenti non si interrompessero. Quindi il lockdown non ha fatto altro che accentuare all'ennesima potenza questa dinamica, e quindi abbiamo dovuto cominciare a chiederci quale sarà il futuro delle nostre aziende. E noi abbiamo pensato di continuare sempre di più ad investire nella ricerca, a capire come si evolverà il sistema energetico nel mondo, di quale tecnologie ci sarà bisogno, e quindi abbiamo lavorato molto, anche molti in smart working, molti su progetti per il futuro a breve e a lungo termine. Stiamo lavorando in maniera ancora più accentuata e pressante su sistemi energetici sempre più efficienti, come dicevo. L'aiuto che dovremo dare è dare tutto il nostro supporto per aiutare l'imprenditore a capire qual è la necessità, per esempio, di nuova finanza, piuttosto che di variare il tipo di business che si è fatto, e quindi adeguarlo anche alle nuove necessità che sono emerse in base al Covid, aiutare le aziende a uscire da questo momento e magari speriamo a un futuro ancora migliore, più roseo, quello che tutti auspichiamo rispetto anche a quello che facciamo.